Buonasera a tutti. Allora, anche questa sera parleremo dei Longobardi. La volta scorsa abbiamo visto come i Longobardi erano giunti nella Pineiese, nel Friuli, che poi loro sono a dare il nome al Friuli, e che avessero una civiltà superiore a quella degli altri popoli così chiamati barbarici, proprio perché avevano assorbito dai popoli che avevano man mano conquistato, avevano assorbito il loro modo di vivere, il modo di essere, e anche le loro culture, evidentemente. Perché era un popolo molto piccolo, molto debole, e aveva bisogno di appoggiarsi ad altri popoli per poter avere sia la supremazia militare, sia anche tutto quello che concerneva la vita di un popolo normale, perché diciamo, gli uomini erano tutti consacrati quasi alla guerra e quindi avevano bisogno di delle persone che avessero cura di tutta quella che è la gestione dello Stato. Quindi hanno creato una prima borghesia che era quella degli Aldi, e poi anche avevano gli schiavi che gli lavoravano la terra, e quindi avevano anche questa possibilità di fare la guerra senza avere il problema di come mantenersi. Quindi i Longobardi arrivano con questa loro superiorità e anche con i Romani fanno lo stesso processo che avevano fatto con gli altri popoli, cioè pur essendo e considerando superiore la civiltà romana, loro si integrano con i romani che erano qui e poi in tutta Italia, in modo da far sì che ci fosse una civiltà, che poi alla fine diverrà proprio questa, romano-longobarda. Tant'è vero che quando Carlo Magno, che vedremo nell'Ottocento, farà il suo regno, il suo impero, sacro romano impero, considererà i Longobardi uguale ai Romani. Quindi ci sarà proprio questa integrazione, ed anche nelle tombe dei Longobardi, specie quelle di Romans di Sonzo, in provincia di Gorizia, vediamo come ci sono dei processi di integrazione fra i due popoli, quindi fra i Romani e i Longobardi. Quindi popolo che anche però conserva evidentemente le sue amicizie e le sue inimicizie, in quanto essendo già cristiano, ma cristiano ariano, ha contro di sé evidentemente la Chiesa ufficiale, e ha contro di sé anche l'impero d'Oriente che prima se ne era servito per fare la guerra, perché erano molto bellicosi, e tra l'altro li aveva pagati in oro, con monete d'oro, e loro poi avrebbero fuso queste monete d'oro, le avrebbero fuse per creare poi quei splendidi gioielli che troviamo ancora nelle loro tombe, quindi quella ricchezza che deriva proprio dal fatto che, non sapendo che farsene delle monete, hanno fuso appunto l'oro e hanno creato questi momini che sono arrivati da noi e che sono veramente splendidi. A parte questo, la conquista dell'Italia avviene attraverso la figura di Alboino, che delle storie che vengono raccontate viene dipinto, abbiamo visto l'altra volta, viene dipinto come crudele, come diciamo un assassino, come anche così la storia che fa bere la moglie nel cranio del padre Trasimondo. Quindi c'è tutta questa storia un po' che viene confezionata poi, no? Attorno ai re Longobardi, per farvi vedere barbari, crudeli, selvaggi. In realtà Alboino non lo era. Alboino era un uomo illuminato per certi aspetti, perché guidare un popolo e portarlo
alla conquista di mezza Italia non era proprio uno scherzo, e soprattutto tenerlo unito e affrontare anche quelli che erano i residui nemici del popolo longobardo, a cominciare dai bizantini. Quindi l'assassinio di Alboino, che avviene per altre ragioni, appunto a causa della moglie Rosmunda e del liberto Elmichi, crea un vuoto di potere, e in questo vuoto di potere emerge la figura di Clefi. Clefi è uno dei primi re longobardi che arriva proprio a vendicare poi la morte di Alboino e a conquistare poi tutto il resto d'Italia, arrivando fino a Benevento. Quindi davvero, ecco, diciamo che l'Italia longobarda era quasi l'intera Italia. Lasciate fuori la Roma e le vicinanze di Roma e l'estremo sud, che era dei Bizantini. Quindi i Longobardi si estendono su questa superficie territoriale e instaurano il loro regno organizzato con una capitale a Pavia vicino a Milano. Perché Pavia? Perché Pavia era la capitale di Teodorico ed era soprattutto una città che loro avevano assediato per un anno ed aveva come difesa il fiume Ticino e possenti mura. Quindi Pavia viene scelta proprio perché è molto difendibile ed è centrale nella pianura padana. In questa storia entrano a un certo punto gli Avari. Perché entrano gli Avari? Entrano gli Avari perché erano stati gli ultimi alleati dei Longobardi quando si trovavano in Pannonia, cioè nell'attuale Ungheria. E qual era stato il patto? Il patto tra Alboino e gli Avari era stato quello: passiamo prima noi in Italia e poi venite anche voi. Se non che chiaramente Alboino non lascia passare gli Avari e quindi gli Avari entrano in Italia da sé, diciamo, incominciano appunto le classiche razzie, che sono le razzie dei popoli barbari, ma di quelli barbari, diciamo, seriamente crudeli, anche perché questi Avari non erano di stirpe germanica, gotica, come i Longobardi, ma venivano da molto lontano. Venivano addirittura dal confine con la Cina, dal deserto al confine con la Cina, ed erano passati anche loro attraverso tutta l'Europa dell'Est ed erano giunti proprio qui ai confini dell'Europa occidentale. Si erano sistemati sulle rive del fiume Tibisco e lì avevano collocato il loro campo, diciamo, perché erano sostanzialmente mobili, il loro campo che si chiamava, con un vocabolo tedesco, Ring è l'anello, quindi un campo rotondo, e lì avevano sistemato appunto in attesa di poter passare in Italia. Non possono passare, non li lasciano passare evidentemente. I Longobardi, ormai che avevano conquistato il loro regno e quindi erano gelosi del loro regno, come può capitare, come può succedere, ed allora ecco che gli Avari, come dicevo, arrivano. I Longobardi sono ancora poco organizzati da queste parti e si rifugiano nei luoghi già fortificati dei Romani. Quindi abbiamo Mons, abbiamo Villa Santina, abbiamo altre località e soprattutto nella capitale del Ducato del Friuli, che è Civitas Austriae, la città dell'Est. A confronto con gli Avari, il primo ad essere a confronto con gli Avari è il secondo, è Gisulfo, erede del primo Gisulfo, del primo
duca del Forum Iuli, e questo Gisulfo II li affronta in campo aperto, ma evidentemente sono molto più forti di lui, lo sconfiggono, quindi la città di Cividale è assediata dal re degli Avari, che si chiamava Khan, proprio perché come Gengis Khan, come tutti i sovrani orientali, no? Avevano questo titolo, e qui nasce anche una storia che viene raccontata con, diciamo, abbastanza così, con particolari abbastanza crudeli da Paolo Diacono. Com'è questa storia? Questa storia è sostanzialmente incentrata sulla moglie di Gisulfo II. C'è un eco? Sì, c'è un microfono aperto. C'è un microfono aperto, glielo spenga. Vediamo. No. Ecco, allora dicevo che si incentra il racconto su una figura femminile che è quella di Romilda, moglie di Gisulfo II. Gisulfo II muore in battaglia affrontando appunto gli Avari, e Romilda è all'interno della città di Cividale. All'interno della città di Cividale ci sono anche i suoi figli, addirittura ne ha 8 figli. Noi sappiamo il nome più o meno dei riportati poi da Paolo Diacono, sono i nomi di Caco e Taso, e poi di Rodoaldo e di Guidoaldo. Grimoaldo, scusate. Sono 4 maschi e poi sono altre 4 femmine. Quindi la regina, o la duchessa, chiamiamola così, di Cividale, è lei che deve a quel punto, come abbiamo detto l'altra volta, perché le donne suppliscono gli uomini che non ci sono, deve lei comandare la città, gli assediati che sono chiusi in città. E mentre dall'alto delle mura guarda gli Avari che assediano appunto la città, vede il giovane re degli Avari che sta correndo attorno alla città con il suo cavallo. È bello, è giovane, è evidentemente anche affascinante, per cui lei gli manda un messaggero dicendogli se la sposava, perché era diventata vedova, lui sarebbe diventato re dei Longobardi, o comunque avrebbe potuto prendere la città di Cividale e farsi un regno proprio qui nel Friuli. Il Khan, quindi il re degli Avari, fa finta di accettare questo scambio. Fa finta di accettare questo scambio, quindi i figli di Romilda, i maschi, scappano, e lui entra in città. Entra in città e evidentemente quindi fa finta di onorare la promessa fatta, quindi prende in moglie, almeno così formalmente, la Romilda, ma la prende in moglie solo per una notte, perché poi la consegna ai suoi uomini che la torturano, che la violentano, che comunque ne fanno scempio, e poi alla fine viene impalata, e con la famosa frase prendi questo è il tuo marito, no? Quindi crudeltà massima. Ma come fanno a salvarsi le 4 figlie di Romilda? Le 4 figlie di Romilda devono salvarsi, perché tutte le donne che si trovavano in Cividale vengono violentate, vengono quindi
massacrate come la duchessa, come diciamo, la signora di Cividale. E allora che cosa fanno? Si mettono della carne marcia, della carne di pollo marcia, sotto i vestiti, per cui puzzano di marcio. E allora quando si avvicinano gli avari, sentono questa puzza di marcio e dicono: ma le longobarde puzzano. E quindi loro non hanno desiderio più di avvicinarsi a queste 4 ragazze, che così salvano la loro reputazione. C'è da notare appunto che sia in questo episodio delle ragazze con la carne marcia che si salvano l'onore e la vita, sia poi quello precedente che abbiamo visto delle donne che con i capelli si mettono la lunga barba, le donne diventano protagoniste della storia. È un po' difficile trovare in altre storie delle donne che siano così presenti, così attente anche a costituire la storia di un popolo, fin dagli inizi. Quindi, fin dagli inizi, la madre dei primi re, che implora la moglie del dio Wotan. Poi abbiamo le donne che si mettono i capelli a mo' di barba, poi queste donne che si salvano attraverso questo espediente della carne marcia, e poi vedremo un'altra donna tra un po', vedremo un'altra donna, Teodolinda, che sarà anche lei molto, diciamo, determinante nella storia dei Longobardi. È vero che, naturalmente, dopo questa, diciamo, violenza, dopo questo modo di comportarsi estremamente selvaggio degli avari, che al di là che possa essere un'esagerazione quella che racconta Paolo Diacono, il resto dei Longobardi reagisce, sconfiggono gli avari e li rimandano di nuovo in Ungheria, in Pannonia, quindi al di là dei confini dell'Italia. Per dirvi appunto che quale fine faranno poi questi avari, questa sconfitta che subiscono dai Longobardi è determinante perché poi, tornando in Ungheria, cercano di mettersi come alleati dell'impero bizantino, ma l'imperatore Eraclio li scaccia anche dai Balcani, quindi sono costretti a rimanere fermi nell'Ungheria. E alla fine della loro storia, che cosa succede? Carlo Magno manderà un esercito composto da suo figlio, generale in capo, Pipino, e da Paolino di Aquileia. Quindi la storia ritorna, i quali arrivano nel ring del recinto sacro degli avari, li sterminano perché e quelli che rimangono li convertono. Comunque gli avari sono destinati nel giro di pochi decenni a sparire, quindi all'incirca nell'815-820, quindi pochi anni dopo l'inizio del Sacro Romano Impero, scompariranno dalla storia e scompariranno anche dall'attenzione degli storici. Solo gli scavi archeologici più recenti ci hanno dimostrato che hanno anche loro una capacità di lavoro dell'oro. Quindi hanno trasmesso, si può dire così, ai Longobardi, hanno trasmesso la capacità di lavorare l'oro. Quindi quell'oro che veniva da Costantinopoli, attraverso la manualità degli avari, che erano degli orientali, è transitata poi nell'oreficeria longobarda. Quindi una storia di rapporti tra questi due popoli che però chiudono necessariamente l'ultima invasione barbarica, possiamo dire così,
che prende il nome appunto dagli Avari, popolo che però non è, ancora una volta, non è germanico, ma viene dall'estremo oriente, quindi è estraneo, ecco, a quello che era il giro dei popoli che gravitavano attorno all'impero romano. Quindi questa vittoria contro gli Avari fa anche sì che il regno longobardo, almeno verso oriente, si consolidi, sia sicuro, diciamo così. Quindi anche il ducato del Friuli diventa un ducato dove la città di Cividale ha una sua espansione, quindi una capitale anche costruita con criteri nuovi e soprattutto nel territorio si installino nuove famiglie, nuove fare, e tant'è vero che alcune di queste fare poi si sposteranno nel sud, a Benevento, si sposteranno nel centro Italia e daranno vita a quei ducati di origine longobarda. Questa vittoria si colloca al tempo quindi di Clefi, che era altrettanto crudele del re degli Avari. Il successore di Clefi ha un nome conosciuto anche per la sua lungimiranza ed è Autari. Autari cerca una legittimazione del suo potere, per cui proprio nell'intento di unire Romani e Longobardi e di mettere assieme le due componenti del suo popolo, del popolo che lui governa, che cosa fa? Cerca anche l'approvazione dell'impero d'Oriente, per cui si fa chiamare anche lui come Teodorico Flavius, quindi re dei Romani, praticamente imperatore dei Romani, e instaura una parità di diritti all'interno del regno longobardo tra Romani e Longobardi, quindi ciascuno col suo diritto, evidentemente, ma ciascuno in parità di, diciamo, anche di vita, solo che i Romani non vengono impiegati nell'esercito. L'esercito continua ad essere prerogativa degli arimanni longobardi. Quindi questa caratteristica di separare l'aspetto militare e l'aspetto poi amministrativo dello Stato è qualcosa di molto importante, perché in questo modo tutto quello che poteva essere di positivo che derivava dall'esperienza dell'impero romano viene ad essere tradotta poi anche nel regno longobardo. Tant'è vero che Paolo Diacono, forse per diciamo, criticare anche un po' l'impero di Carlo Magno, dice che all'interno di questo regno longobardo non c'era alcun problema di cattiva amministrazione, non c'era alcuna corruzione, tutti erano sicuri, tutti potevano girare liberamente, anche senza armi, che tutti avevano la loro resa di giustizia. Quindi, quasi leggendo Paolo Diacono, potremmo pensare, potremmo individuare proprio nella società longobarda qualcosa che era, diciamo, finalmente un momento storico di tranquillità e di sicurezza per chi viveva, almeno nel nord Italia, almeno fino all'altezza, diciamo, di Benevento. Autari però muore giovane. Succede che proprio i più intelligenti, i più lungimiranti devono essere destinati proprio a morire giovane, anche perché all'epoca si moriva giovane. E lascia una vedova che non è longobarda,
ma è bavarese, bavara, e si chiama Teodolinda, Teodelinde. Teodelinde è una regina che è molto capace, perché è figlia di del re dei Bavari, e regge lo Stato in nome del figlio Adaloaldo, che è molto piccolo, quasi neonato. Quindi assume il governo dello Stato, e assumendo il governo dello Stato anche porta delle riforme. Quindi fa entrare, per esempio, i monaci di San Colombano, che vengono dall'Inghilterra addirittura, e incomincia un processo di conversione al cristianesimo romano. Loro erano appunto ariani, e lei comincia, anche perché lei era cristiana romana già, ariani erano i Longobardi, lei non era longobarda, quindi inizia questo processo di conversione che culmina con la sua corrispondenza con Papa Gregorio Magno. Quindi c'è una corrispondenza, c'è una conversione dei Longobardi alla religione, quindi cristiana, alla religione romana, alla religione cattolica, che appunto faceva capo a Roma. Allora a questo punto ci dobbiamo chiedere, ma quegli aquileiesi che erano ancora nello scisma dei 3 capitoli, anche loro si convertono? No, non si convertono affatto, anzi Teodolinda e i suoi successori manterranno quei rapporti, diciamo, di amicizia con gli scismatici, che saranno una delle cause poi che i pontefici guarderanno anche poi con sospetto i Longobardi. Ma ci sarà una, chiamiamo così, una separazione religiosa all'interno del Regno Longobardo, per cui i cattolici saranno nella Neustria, cioè ad ovest, quindi nella Lombardia di oggi, e poi nel resto della penisola, mentre ad est l'Austria, quindi ecco perché nasce il nome di Cividale come Civitas Austriae, l'est, l'Austria, invece saranno tricapitolini, saranno ancora nell'eresia. Che cosa era successo nel frattempo proprio per questi rapporti religiosi? Era successo che al momento in cui gli Avari erano venuti in Friuli, il primo patriarca, diciamo che era tornato ad abitare ad Aquileia, viene salvato dalla furia degli Avari, che avevano distrutto poi tutto il territorio, e viene portato nel castello di Cornonis, dove pone la sua sede. Dove pone la sua sede, e quindi diventa anche un signore di un territorio sia pur limitato, quello del castello Corbonese, ma che gli dà la possibilità di difendersi e di difendere soprattutto le sue idee religiose, quelle dei 3 capitoli, quindi quelle delle 2 nature di Cristo. E tra l'altro poi questa idea era un'idea perfettamente ortodossa, come abbiamo spiegato. E quindi i Longobardi continuano a proteggere questo patriarca aquileiese nei confronti del patriarca di Grado. Perché che cosa è successo nel frattempo a Grado? Grado aveva abbandonato lo scisma dei 3 capitoli e si era data altri patriarchi, chiamati della nuova Aquileia, con la protezione dei bizantini, che avevano il possedimento delle coste e delle isole. A quel punto però uno di questi patriarchi che vengono nominati a Grado, un certo Fortunato,
sceglie di tornare sotto i 3 capitoli, quindi di professare di nuovo la fede dei 3 capitoli, al momento in cui il patriarca Giovanni, il primo patriarca, muore e si trasferisce con le reliquie, si trasferisce e chiede la protezione dei Longobardi e quindi viene portato a Cormons e diventa il secondo o il terzo patriarca di Aquileia. E Grado rimane senza reliquie e senza patriarca. Non vi dico tutti gli insulti che troviamo nella documentazione, soprattutto veneziana, nei confronti di questo fortunato, dove il complimento di traditore è il complimento per tutte le ingiurie che gli vengono date. Addirittura viene cancellato dalla sequenza dei patriarchi, come non fosse mai esistito. Allora, a Grado c'è questa mancanza di patriarca, ma ci tengono appunto a rimanere nell'ortodossia e scrivono a Roma, scrivono al famoso Papa Gregorio Magno e gli scrivono dicendo mandaci un patriarca. E allora da Roma arriva un certo Primigenio che viene fatto patriarca di Grado e gli viene dato il cosiddetto palio. Che cos'è il palio? Il palio è una sciarpetta di lana, fatta con lana di agnello, degli agnelli pasquali, che viene data a quelli che sono i cosiddetti metropoliti. Metropolita significa che sono i vescovi che hanno sotto di sé diverse altre diocesi. E questo palio non era stato inviato invece al patriarca di Aquileia Vecchia, perché era scismatico. E allora incominciano le guerre tra i 2 patriarchi e per intermezzo dei bizantini e poi dei Longobardi. Perché? Perché il patriarca di Aquileia giustamente dice: ho io la primogenitura della supremazia su questo territorio, la vecchia Venezia e Istria dei Romani. Quello di Grado dice no, perché avete portato la sede a Grado, siete voi che siete andati via, noi siamo sempre rimasti qua. E quindi comincia questa guerra con reciproche invasioni, lotte all'ultimo sangue per determinare chi sia il primo, se sia primo Grado o se sia prima Aquileia. E quindi c'è questa lotta continua per ragioni religiose. E soprattutto le cose si confondono perché entrano nel gioco, entrano anche i papi. I papi da Roma hanno una preferenza per Grado, questo lo sappiamo, ma poi confondono le acque perché se per esempio l'opportunità politica è da dare ragione al patriarca di Aquileia perché in quel momento il re longobardo che c'è in qualche modo influenza la sede romana, allora si dà ragione all'uno e ragione all'altro. È chiaro che dando ragione a tutte e 2 si scontentano tutte e 2. Quindi incominciano proprio queste lotte, diciamo, veramente all'ultimo sangue tra le due fazioni della stessa religione. Questo durerà fino a quando addirittura non si arriverà nell'anno 1000, 1024, 1048 a delle vere invasioni poi che porteranno appunto alla guerra aperta tra Venezia e quello che sarà il patriarcato. Quindi c'è questa divisione, c'è questa lotta continua tra le due fazioni, diciamo così, del cristianesimo. Ma la religione è un aspetto che Teodolinda appunto cerca di evitare mantenendo appunto l'equilibrio sia con il Papa, quindi tornando all'obbedienza con il Papa, sia con i 3 capitolini di Aquileia e di Civitanova.
A quel punto però che cosa scopriamo nel regno longobardo? Scopriamo che Teodolinda, pur essendo in grado di governare lo Stato, e pur essendo anche ormai per i tempi di avanzata età, decide di scegliersi un marito. Decide di scegliersi un marito e tutti si vanno avanti, questi duchi longobardi, per poter aspirare alla sua mano. E appunto, alla fine, dopo questa specie di gara, lei sceglie Agilulfo. E Agilulfo è un altro dei grandi re longobardi, uno di quelli che renderanno più solido ancora il regno e lo governeranno proprio aiutandosi attraverso quelle che sono le forze dei vari duchi, facendoli partecipare a quella che è la gestione del governo. Dopo Agilulfo, perché anche lui muore giovane, arriva il piccolo figlio di Teodolinda, Adaloaldo. Ma a quel punto ci sono molti aspiranti al regno longobardo, per cui c'è una specie di colpo di Stato, diciamo così, nel 625, e ci sono diversi contendenti del trono, ci sono diversi contendenti del trono, fino a quando non arriva un altro re molto forte, molto determinato, che si chiama Lotari. C'è da dire che si confrontano in realtà due fazioni all'interno del regno longobardo. Quella che viene chiamata la fazione bavarese, perché ha come Teodolinda come riferimento, è quella che è più conciliante con il Papa, con Roma. Invece la corrente, diciamo così, più tradizionale, che è quella che fa riferimento invece ai tre capitolini, è quella più dura nei confronti di Roma. Comunque, Rotary lascia da parte questi conflitti religioso-politici e si dedica invece a che cosa? Una cosa che avrete sentito parlare quando eravate a scuola, il famoso editto di Rotary. L'editto di Rotary che cos'è? L'editto di Rotary è la sistemazione per iscritto, perché fino ad allora le leggi longobarde non erano messe per iscritto, solo le leggi romane venivano messe per iscritto, ma non le leggi longobarde. Ecco che viene messo per iscritto quello che è il diritto longobardo attraverso l'editto di Rotary. L'editto di Rotary che dimostra sì quella crudeltà barbarica di cui vengono accusati i longobardi, come per esempio il fatto di dover vendicare occhio per occhio, dente per dente, diciamo, no? Ma anche il fatto che una giustizia viene finalmente messa in codice, finalmente viene messa come punto stabile attraverso una sua realizzazione. E poi abbiamo diversi altri successori di Rotary, i quali però, pur essendo, diciamo così, abbastanza sensibili anche alla nuova religione, alla nuova adesione alla religione cattolica, si devono mettere in contrasto forzatamente con il Papa. Perché il Papa insiste dicendo che i longobardi non sono pienamente cristiani, sono ostili alla Chiesa, mirano a scalzarlo, a prendergli Roma, e quindi c'è tutta una continua diatriba tra i papi e i sovrani longobardi come Cuniperto, come Grimoaldo, i quali cercano di soddisfare anche alle esigenze della religione cattolica, ma vengono aggrediti proprio
da sospetto, no, dei papi nei loro confronti. E questo crea un po' quella mentalità che i Longobardi siano effettivamente dei nemici della Chiesa, siano degli ostacoli alla religione, siano coloro che in qualche modo vorrebbero distruggere la religione. E soprattutto i papi a questo punto hanno trovato un altro popolo di appoggio, visto che l'impero di Oriente si sta ritirando dall'Italia, conserva ancora Ravenna ma per poco, e che non ne può dare a Roma e al papato un appoggio concreto, perché in fondo Costantinopoli è lontana, scopre un nuovo popolo che diventa un popolo cristianissimo, un popolo addirittura che verrà chiamato primogenito della Chiesa, ed è il popolo franco. Il popolo franco che assume all'interno dell'Europa diciamo, il ruolo di difensore della religione e del papato in particolare. E allora c'è il battesimo dei Franchi e soprattutto c'è un legame con quelli che vengono chiamati i maestri di palazzo. I maestri di palazzo che sono praticamente quelli che comandano nella regione conquistata dai francesi, dei Franchi, l'ex Gallia, l'attuale Francia, e questi maestri di palazzo sono degli uomini molto forti, molto determinati, mentre i re francesi i re franchi sono chiamati anche i re fallaioli. Quindi c'è questo legame con i maestri di palazzo e Pipino di Herstal, che è il primo di questi maestri, addirittura viene chiamato in Italia la prima volta per affrontare i Longobardi, per frenare i Longobardi nella loro ansia di avvicinarsi a Roma. E questa prima incursione dei Franchi non è molto segnalata dalla storia. Perché? Perché è stata breve e perché in fondo poi si è trovato un compromesso tra Franchi e Longobardi. Anche perché da sud stava arrivando un altro pericolo che interessava entrambi e il mondo cristiano. I Saraceni. I Saraceni che arrivano da sud attraverso la penisola iberica e via mare arrivano anche ai confini di Aquileia, arrivano a Grado. Ed è questo il problema che unisce sia i Franchi che i Longobardi nel combattere i Saraceni. E quindi va in secondo piano la funzione dei Franchi nei confronti del papato. E allora ecco che avviene tutta una serie di contrasti che verranno poi ad essere chiusi con un compromesso che sarà quello della conversione anche dei Longobardi, anche di quello che è ormai il popolo romano longobardo, alla fede romana, con un convegno, con un concilio che viene fatto a Pavia sotto il re Quiniferto, e c'è la conversione appunto dei Longobardi nella nuova fede cristiana, nella fede romana. Quindi l'abbandono dello scisma dei tre capitoli. Perché questo abbandono? Perché ormai evidentemente erano passate più generazioni e non aveva più senso tenersi in uno scisma quando la Chiesa ufficiale aveva incominciato anch'essa a determinare che
la Tora di Cristo non era unica, ma era doppia natura. Quindi diciamo che gli scismatici hanno avuto ragione, ma era inutile tenere separate due chiese che in fondo avevano la stessa dottrina. Quindi Cunicberto organizza questo convegno a Pavia, questo concilio a Pavia, e c'è questa riconciliazione con Roma. Roma che manda anche al patriarca di Aquileia, manda il palio proprio come segno primaziale. Il patriarca di Aquileia che risiedeva sempre a Cormons. Invece a Cividale, alla corte del duca, c'era un altro vescovo, che era il vescovo di Giulio Carnico, che era fuggito dal nord del Friuli, dalla Carnia, era fuggito perché incalzato da popolazioni ostili, probabilmente di origine slava. Perché nel frattempo, che cosa era successo? Era successo che gli avari si erano fermati in Ungheria, ma da est era avanzata un'altra popolazione, che viene chiamata poi slava, che sì, aveva lo stesso desiderio di altri popoli di entrare verso l'Italia, ma viene fermata proprio dal re Cunicberto a quello che è oggi, nelle vicinanze di Cividale, il ponte di San Quirino. Quello è diventato il confine etnico-linguistico tra, da una parte, chiamiamola così, la Romania, il paese dove si parla latino, e invece la Slavia, dove si parla lo slavo. E quindi noi abbiamo qui in Friuli una collocazione molto geografica, molto delicata, perché verso occidente, nel fondo di valle, abbiamo le Pievi che sono romane. Le Pievi sono romane, mentre le alture orientali sono invece abitate da popolazioni di origine slava. E quindi capite che il confine è molto labile ed è qui l'origine poi di tutte le storie brutte che sono state poi portate nelle guerre successive fino ai nostri giorni. Quindi questo confine etnico-linguistico che ha creato una separazione tra due popoli, diciamo così, però uniti dalla stessa religione, per cui le Pievi nella pianura, quindi Cividale, quindi Attilis, Faedis, via dicendo, e invece le filiali slave, chiamate così, sui monti. E questo ha portato appunto a questa unità nella fede, ma anche divisione linguistica e etnica, che oggi non c'è più, perché in fondo tutto questo è passato e oggi tutti i popoli più o meno si sentono sì con la loro individualità, ma non più specie qui in Europa, con quella animosità di divisione che c'era un tempo. E poi oggi c'è più tolleranza verso le culture diverse, verso le lingue diverse, per cui questo fatto della rottura non c'è più. Ha aiutato anche il fatto che sono stati aboliti anche i confini politici. Quindi il patriarcato di Aquileia diventa non solo un patriarcato diciamo di etnia romana e longobarda, quindi con due civiltà ben sviluppate, ma manda i suoi missionari a convertire gli slavi che sono venuti in avanti. E quindi noi vediamo come i missionari di Aquileia hanno convertito una vasta zona che va dalla Drava
a nord, fino al lago Balaton e poi giù fino a gran parte della Croazia, fino alla Kulpa, al fiume Kulpa. Quindi questa zona abitata dei Balcani e dell'alto, diciamo dell'Europa orientale viene convertita dai missionari di Aquileia. Quindi viene riconosciuto in queste zone, viene riconosciuto il primato di Aquileia, quindi la storia di Aquileia si diffonde in queste popolazioni che si riconoscono nell'eredità di Aquileia. E questo fatto di riconoscersi nell'eredità di Aquileia rimane tuttora. Quando si parla di una razionalità della appartenenza, diciamo che non è solo un fatto di tradizione, ma è anche un fatto culturale, per cui la Chiesa di Aquileia porta i suoi modelli, i suoi santi, ma anche il suo modo di pensare, il suo modo di ragionare, che è non più scismatico, ma comunque ha ancora le caratteristiche originali di una Chiesa che non è come le altre, è una Chiesa particolare, speciale. E questo i popoli slavi che vengono convertiti lo assorbiscono. Tant'è vero che quando, vedremo poi, quando finirà diciamo il regno dei Carolingi, quando ci saranno altre invasioni barbariche da parte degli Ungari, chi terrà in voce e in video, diciamo così, e in anima la tradizione di Aquileia? Saranno proprio quei popoli convertiti che la riporteranno poi nel Friuli e nell'Italia del Nord-Est con le loro tradizioni e con la loro mentalità. Perché? Perché avevano più recente la loro conversione. Per cui ecco perché Aquileia in questo momento, come religione, grazie all'appoggio dei Longobardi, si sta espandendo. Si sta espandendo e proprio perché si sta espandendo vedremo come i patriarchi che sono a Cormons incominceranno a pensare a trasferirsi a Cividale. E vedremo la prossima volta come un patriarca si troverà in conflitto con un duca del Friuli e da questo conflitto nasceranno anche dei capolavori d'arte che tuttora si trovano a Cividale. Ecco, qui io mi fermo e vi do appunto appuntamento la prossima volta. Buonasera a tutti